Siamo in piazza Vittorio Veneto, nel quartiere di Borgo Trento. Oggi qui il taglio del nastro ufficiale del mercato a chilometro zero di Coldiretti, un mercato che da anni si teneva all'interno dell'ex arsenale asburgico e che ha traslocato qui da 3 settimane. Oggi il via alla presenza delle istituzioni, molta soddisfazione da parte degli organizzatori. Sentiamo le voci di alcuni dei protagonisti. Presidente, dall'Arsenale qui in piazza Vittorio Veneto, l'esperimento sta andando bene, siete accolti bene dalla popolazione? Assolutamente sì, è già la terza settimana che siamo qui, oggi inaugureremo ufficialmente, siamo veramente molto contenti e ringraziamo anche l'amministrazione perché ha accolto subito la nostra richiesta di questo trasferimento in questa piazza e che si rivela una piazza molto apprezzata sia dai nostri produttori ma anche dai consumatori e cittadini consumatori che sono venuti e apprezzano veramente la qualità, la freschezza e la stagionalità dei nostri prodotti. Ed è anche un modo di creare un'economia che rimanga sul territorio. Ecco, una formula inaugurata qualche anno fa che sta avendo sempre più successo, insomma, c'è attenzione da parte dei clienti consumatori al prodotto di qualità? Sì, c'è molta attenzione, ormai per noi sono più di 10 anni che facciamo la vendita diretta con il chilometro zero, la filiera corta dal produttore al consumatore e devo dire che l'attenzione al cibo e alla salute naturalmente passa anche dal lavoro di campi dove sappiamo tutti vengono fatti dei enormi sacrifici, però la soddisfazione è veramente tanta. Coldiretti ha chiesto di poter essere qui, l'amministrazione ha dato il nulla osta, è anche un momento aggregativo importante questo. Esatto, secondo me c'è un momento aggregativo perché sicuramente anche la piazza viene rivitalizzata, per cui come basta guardarsi intorno, insomma è anche bello vederlo. E poi credo che comunque anche per i produttori sia un posto che dà maggior visibilità, per cui anche dal punto di vista commerciale credo che sia più adeguato. E poi credo che come comune sia importante appunto dar sempre più risalto e in qualche modo aiutare queste iniziative che mettono i produttori direttamente a contatto con chi consuma. Insomma. Qui a piazza Vittorio Veneto, apprezzato, abbiamo ascoltato anche alcuni operatori, alcuni produttori, insomma sembra piacere questa idea. Assolutamente sì, anche perché si aggiunge al mercato rionale del mercoledì, ma è un modo diverso per animare la piazza e quindi il quartiere in effetti si colora in maniera diversa, ma anche tutti poi gli esercenti che ruotano attorno alla piazza, oltre che i cittadini, hanno apprezzato. Dall'Arsenale qui in piazza Vittorio Veneto, ecco, per voi produttori qual è stato l'imprinting iniziale, diciamo così? Beh, sicuramente una piazza che dà maggiore visibilità, un contesto dove già il fatto che questo parco sia piastrellato, quindi più comodo, più agibile non solo per noi ma anche per il consumatore, per le persone anziane, quindi un servizio maggiore.